Già da lunedì pomeriggio potrebbero aprirsi sul portale della Regione le prenotazioni per i vaccini rivolti ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, poi dal 16 dicembre al via con la campagna di immunizzazione che in Veneto interessa una platea di circa 300.000 bimbi. L'assessore regionale alla sanità Lanzarina ha incontrato i 520 pediatri che avranno un ruolo fondamentale in questa fase. O farla all'interno dei propri ambulatori, quindi chiamando direttamente le famiglie e i bambini, oppure accordandosi con le aziende sanitarie per delle linee vaccinali dedicate all'interno degli hub con degli orari prestabiliti. La prenotazione dunque potrà avvenire o direttamente contattando il proprio pediatra o tramite il portale della Regione. Alcuni medici potranno organizzare sedute serali nei propri ambulatori per vaccinare i piccoli pazienti. Ma ai pediatri la Regione ha chiesto aiuto anche per effettuare i tamponi al termine dei 10 giorni di quarantena per sgravare i Covid point presi d'assalto negli ultimi giorni proprio dagli studenti. Proprio vedendo un po' la crescita esponenziale e quasi ingovernabile, mi lasci passare sto termine, dei contagi che noi abbiamo dentro le scuole, perché sono numeri effettivamente molto impressionanti. Allora abbiamo chiesto ai pediatri di libera scelta di poter anche loro fare il tampone per il rilascio della quarantena. In supporto dei prossimi giorni anche la struttura commissariale dopo la disponibilità del generale Figliuolo. Dalla settimana prossima, adesso aspettiamo conferma, dovremmo avere delle squadre mobili dell'esercito che probabilmente sì, queste verranno indirizzate dai dipartimenti di prevenzione direttamente dentro le scuole. Da più parti, proprio di fronte a questo incremento di contagi nelle classi, sta arrivando la richiesta di anticipare la chiusura delle scuole per le festività natalizie, tema entrato anche nella discussione tra i presidenti di regione. La chiusura anticipata delle scuole ci aiuterebbe, siamo anche consapevoli che però questo comporta anche un carico e un lavoro per le famiglie perché dovrebbero organizzarsi. Un'ultima analisi riguarda la campagna vaccinale, i cui ritmi sono tornati a quelli di aprile e maggio. Ieri 49.000 le dosi somministrate, in gran parte booster, ma si è registrato un incremento anche di prime dosi. Al momento nessun problema per le scorte di vaccini. In magazzino ce ne sono a sufficienza per rispondere alla domanda ed entro fine dicembre in arrivo altre 500.000 dosi.